benvenuti, oggi è mercoledì 31 maggio 2023. Il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.13. La luna sorge alle 6.06 e cala alle 21.28. Oggi si celebra la visitazione della Beata Vergine Maria. Il nome Maria ha origine ebraica e significa principessa, signora. Il suo numero fortunato è l'1, il colore è il blu, la pietra lo zaffiro e il metallo è l'oro. Se le allergie stagionali vi stanno facendo impazzire, niente paura, esiste un rimedio antico ma efficace. Bevete un buon infuso di camomilla. Non fatemi dire altro, ma io preferirei prendere una pillola antistaminica invece di sorseggiare una bevanda. Clint Eastwood, mito del cinema western e regista di successo, festeggia 93 anni. A metà degli anni 60 stringe un sodalizio con Sergio Leone, che frutterà a entrambi la fama internazionale con film come Per un pugno di dollari e Il buono, il brutto e il cattivo. Festeggia a 53 anni Paolo Sorrentino. Il regista napoletano ha diretto il film La grande bellezza, premio Oscar nel 2014 come miglior pellicola straniera. Ha trionfato poi ai David di Donatello nel 2022 con il suo È stata la mano di Dio, vincendo 3 riconoscimenti tra i più ambiti: miglior film, miglior regista e David Giovani. Infine oggi compie 50 anni Adriana Volpe, conduttrice TV, è diventata un volto noto della Rai tra la fine degli anni 90 e gli anni 2000 con i programmi come Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri. Nel 2020 è stata poi concorrente del reality Grande Fratello VIP. La Sicilia è avvolta dalle fiamme e l'avanzata delle camicie rosse di Garibaldi verso Palermo è inarrestabile. Ma in un'epica battaglia a Catania, 1000 uomini guidati da Giuseppe Polè affrontano 2000 soldati borbonici. È il 31 maggio del 1860, una data incisa nella storia. Bandiere tricolori sventolano fieramente dai balconi, mentre il popolo scende in strada per sostenere la resistenza. In mezzo a tutto ciò, una postina di 34 anni si fa notare, Giuseppa Bolognani, conosciuta come Peppa Cannoniera. Con coraggio e astuzia Peppa protegge eroicamente la città dagli attacchi nemici. Lo sapete che nelle origini del jazz scorre sangue siciliano? Bene, nel 1917 Nick La Rocca, figlio di immigranti siciliani, incide il primo disco jazz della storia a New York. È lui infatti a portare la black music nell'industria dei bianchi, dandole anche striature bandistiche, liriche e medio orientali, tipiche delle sue radici isolane. Pronti per scoprire cosa vi riservano le stelle? Bene, sentiamo i consigli di Marco Amato. Buongiorno ai 12. Ariete. Oggi gli influssi di Marte sembrano iperattivi, ma la Luna in opposizione tende a farvi avere qualche ripensamento. Forse avreste bisogno semplicemente di una rassicurazione e di una consapevolezza. In amore arriverà in serata la risposta che desideravate. Toro. La giornata di oggi prevede un accordo molto importante, probabilmente siete alle battute finali e manca poco alla conclusione di un progetto che vi vedrà protagonisti. Non siate comunque leggeri nell'accettare immediatamente. In amore però le cose vanno decisamente bene e siete disposti a qualche slancio in più. Gemelli. La giornata oggi prevede ancora uno splendido trigono Sole-Luna che in serata si esaurirà. Cogliete bene l'opportunità di queste ore di capire e di farvi capire, e soprattutto di prendervi il brio in una situazione lavorativa che renderete divertente e in una situazione amorosa a cui darete una direzione più seria. Cancro. La giornata di oggi prevede una tensione abbastanza forte con Plutone e anche la vicinanza a Marte rende tutto molto sensuale, affascinante e anche prorompente. Cari Cancro, siete molto cambiati negli ultimi mesi e finalmente siete liberi di esprimere sentimenti e passioni. Inseguitene una e non fate i monelli. Leone, la giornata di oggi, anche per voi come per il Cancro, prevede una ferrea opposizione plutonica al vostro Marte, come se gli amori avessero qualcosa da ritrattare, da trasformare, da superare. Parlatene accuratamente col partner, non fate tutto da soli e non prendete decisioni autocentrate. Vergine.
La giornata oggi scorre abbastanza serena e questa settimana sembra proprio regalarvi quella, sospensione che desideravate. Oggi in particolare una fuga, un piccolo viaggio potrebbero essere il toccasana che vi serve per riequilibrare le vostre energie, un po' di nostalgia. Bilancia, giornata splendida oggi per quello che riguarda una serie di motivazioni che vengono dai pianeti che vi regalano nient'altro che potere, fascino e ragione. Forse avete vinto una delle battaglie più importanti della vostra vita. Bene, celebratela con la vostra famiglia e con chi amate. Scorpione, giornata oggi, che prevede un avvicinamento, tra voi e, le persone che non vi capiscono o non comprendono la vostra posizione fino in fondo. Oggi sembrate fare pace con tutta una serie di disaccordi che oramai avete accettato, che siano tali. Cercate invece però di lavorare su una buona competenza lavorativa da cui scaturirà un grande progetto importante che vi vedrà come, partner attivi. Sagittario, ancora le energie marziane pretendono da voi sfida e dinamismo. Oggi in particolare potreste essere tentati di dividere l'attività sportiva con un gruppo di amici o iscrivervi ad un corso che vi faccia sentire partecipi di qualcosa. La passione regna sovrana. Capricorno, la giornata di oggi prevede lo scioglimento di alcune beghe annose più o meno o delle ratifiche su dei nulla osta che da tempo aspettavate. Quanto lavoro nei vostri progetti, eppure i pianeti tendono a mettere un po' di pepe nelle vostre vite con un imprevisto davvero gradevole. Acquario, la giornata di oggi prevede ancora suggestioni e stimoli importanti. Oggi è più da un punto di vista sociale e socievole che gli astri vi vogliono in prima linea. Forse dovete curare un po' meglio le relazioni pubbliche e anche sentirvi un po' più protagonisti della vostra vita, anche se per voi è automatico e naturale. Negli occhi degli altri siete sempre gli originali e gli straordinari dello zodiaco, non dimenticatelo. Pesci, la giornata di oggi ha una bella sorpresa per voi, proprio perché la bella Venere e Nettuno hanno in serbo un momento romantico tutto per voi, da cui avete la ferma intenzione di escludere tutti. Bravi, la vita privata del resto è privata per definizione. Record mondiale nei 100 metri per Usain Bolt. È il 31 maggio del 2008, in occasione del World Athletics Tour a New York. Il velocista giamaicano stabilisce a 21 anni il nuovo primato, con un tempo di 9 secondi e 72, migliorando di 2 centesimi il precedente primato del connazionale Asafa Powell. Abbasserà ancora di più i tempi nei 2 anni successivi. Oggi vi sveleremo l'origine di un famoso modo di dire, essere nati con la camicia. Sapete che in inglese si dice born with a silver spoon in one's mouth? Ovvero nato con un cucchiaio d'argento in bocca. Ecco la storia dietro questo detto. In passato alcuni bambini nascevano avvolti dal sacco amniotico, la camicia appunto, ed era considerato un evento molto fortunato e legato al destino di diventare principi o re. Inoltre regalare una camicia era un gesto di grande lusso che solo pochi potevano permettersi. E cosa c'entra con l'idioma inglese? Anche qui c'è una storia simile. Infatti i padrini aristocratici regalavano ai bambini un cucchiaio d'argento in occasione del battesimo. Non perdete tempo a cercare cosa vedere in TV. Ecco i programmi di oggi. Oggi parleremo di Pitagora, il matematico che tutti conoscono per il famoso teorema, ma la sua vita è piena di aneddoti che vi lasceranno a bocca aperta. Pitagora infatti viaggiò per il mondo per acquisire conoscenza in tutti i campi, prima di fondare la sua scuola a Crotone. Ma sapete che cosa i suoi discepoli dovevano evitare a tutti i costi? Le fave.
Sì, avete capito bene, pare che Pitagora temesse una malattia genetica diffusa anche all'epoca, il favismo. E c'è anche un aneddoto suggestivo sulla sua fine. In fuga, infatti, gli inseguitori gli sbarrarono la strada davanti a un immenso campo di fave e a quel punto, tra toccare fave o morire, scelse la morte. Che dire, insomma, sicuramente un uomo coerente fino alla fine. Ci salutiamo con la frase del giorno. Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Ci vediamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Naomi.